Quando un bene è accessibile a tutti acquista ancor più valore perché si allarga la fruibilità. Questo vale anche e soprattutto per il bene pubblico. Parte da qui la volontà di Anci Veneto di favorire l'impiego nei comuni di tutta la regione del disability manager, una figura che possa dare consigli alle amministrazioni comunali per realizzare attività inclusive. Il disability manager è un facilitatore, un professionista che dà una sorta di supporto all'amministrazione, in particolare ai vari assessorati, per cercare di fare delle politiche di inclusione e di rendere la città sempre più inclusiva e accessibile. Il protocollo siglato a Padova tra il presidente di Anci Veneto Mario Conte, sindaco di Treviso, e la società italiana Disability Manager vuole promuovere e diffondere iniziative virtuose per rendere luoghi, eventi e città accessibili a chiunque, a tutte le persone affette da disabilità. Una svolta che deve essere soprattutto culturale, ha sottolineato Conte. L'obiettivo è questo, di rendere questa pratica, quella di inserire negli organigrammi dei comuni la figura del disability manager, un professionista altamente specializzato sul tema dell'accessibilità, quindi rendere gli uffici, i poli museali, le botteghe dei nostri comuni accessibili a tutti. Credo che sia un grande progetto e soprattutto un cambio culturale importante che ci aiuta a picconare realmente le barriere architettoniche affidandoci a dei professionisti. Noi abbiamo vissuto l'esperienza con l'architetto Rodolfo Dalla Mora nel comune di Treviso, ottenendo dei risultati importanti, rendendo le mura di Treviso accessibili, i musei accessibili, firmando dei protocolli con i commercianti per rendere le loro botteghe accessibili a tutti